Lezioni di chantuseria. Nel 1905 Giovanni Capurro e Salvatore Gambardella danno vita ad una di quelle che sarà le canzoni più famose del repertorio del Café Chantant delle chantose. Lili Cangi. Monzo più concetta, mosso Lili Canci, chanteuse predilette, avete voglia di. Questo brano narra la storia di una giovane ragazza che decide di cambiare nome. Concetta sceglie di renderlo un po' più esotico, un po' più francese, ma anche un po' spagnolo per competere con le altre chantose. E così si trasforma in Lili Cangi. Tre sorelle piccerelle vengono a priessame e fanno stellatelle, putin da sti caffè, mai son gave la stelle, ad ogni caffè Chantant. Come per Ninì Tirabosciò, a lanciarla non fu una donna, ma un uomo, uno dei pionieri della fine 800 inizio 900, conosciuto come comico, attore e cantante, lo straordinario Nicola Maldacea, che vestiva da donna e la seguiva addirittura facendo la mossa. In particolare, questa canzone fu la preferita della chantosa più famosa dell'epoca, Lina Cavalieri. E se proprio volete saperlo, è anche la mia canzone preferita. Caro bebè, che guarda fa, quando mi notte mi sente disturbo. Il brano è stato reso celebre da tantissimi interpreti: Olimpia Davigné, Gina de Charmery, Miranda Martino, Angela Luce, Elena Vittoria. Che soddisfazione. Ma va però ricordata Armande Hari, autentica star del Café Chantant, a cui Capurro si ispirò per scrivere il testo. Sono nato con te mole, metta coppa a chi vogli. Non solo questa è la mia frase preferita, ma attraverso di essa possiamo fare anche un po' di cultura geografica. I Gradini Conte di Mola sono una scalinata che si trova in un angolo di piazzetta Duca d'Aosta a Napoli, praticamente dove si trova il teatro Augusteo. Questa scalinata, passando per via Speranzella, conduce proprio al vico Conte di Mola. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con te mole, ma già non porti voi. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con te mole, ma già non porti voi. Chi? Lili Cangi è una canzone talmente famosa e importante che, pensate, nel 2006, durante il premio Carosone, la straordinaria interprete israeliana Noah ne eseguì una versione tradotta in ebraico. concetta כן concetta, זה שמי האמיתי, אבל עכשיו לפתע אני ניני קנג'י, ניני קנג'י זמרת מוכרת לכולם, ששרה אופרטה וקברטה גם. Shortomonto, se me lo chiedete, il mio cavallo di battaglia è proprio Lili Cangi. Sono contenta di avervi raccontato un po' di storia di questa canzone, perché talvolta si sottovalutano quelli che sono i tesori del repertorio del Café Chantant, che invece fanno onorevolmente parte del repertorio della canzone classica napoletana. Vi aspetto alla prossima puntata.